Grazie a voi del vostro impegno, perché il Veneto è il futuro se i ragazzi. Questo è fatto senza un grammo di cemento, ma tutto quanto con materiali riciclati, riutilizzati. Insomma, di solito quando si parla di tecnologia si parla al maschile, mentre vedo che ci sono delle presenze femminili e questo mi fa molto piacere. Siamo pochi, però ci siamo anche noi. Qui abbiamo ingegneri anche di altissimo livello che vengono, però abbiamo bisogno anche della manualità, di un tessuto intorno che ci consenta di pescare delle buone professionalità. Sostenga. Costruire un ufficio regionale a disposizione delle aziende, per cui ogni volta che l'azienda va all'estero io ti affianco un manager regionale, io azienda garantisco per la qualità, la regione per la burocrazia zero. C'è il tema chiesto da Maristella, il lavoro, che per me è sicurezza sociale, servizi alle famiglie. Il Jobs Act è stata la risposta giusta. Abbiamo dato una maggior tutela a chi fino a ieri non aveva tutela, i precari. Io voglio che anche in questa parte di Padova il lavoro rappresenti una sicurezza sociale affinché una famiglia possa affrontare il presente e possa progettare il proprio futuro. Io ci metterò tutta la passione che mettete voi nel fare, nel lavorare i vostri prodotti. Piacere. Qui sono mani di farina? Sì. Allora, guarda, va benissimo. È l'istituzione che deve far sì che chi ha il coraggio di restare sia agevolato al 100%. Di quello che succede negli altri partiti non mi interessa, io adesso sono concentrata verso i cittadini, in ascolto dei cittadini e dei sindaci. Però poi gli altri 5-6 che in qualche modo hai coinvolto così, quando parli di fusione, lì cade tutto. A quel punto lì è la regione che deve intervenire e dire state attenti, siccome è strategico per la vostra sopravvivenza ma soprattutto per i servizi che voi offrite ai cittadini, la fusione, sono io che intervengo a ripianare e quindi a fare anche opere compensative, no? Ed è l'orgoglio. Che belli! Bellissimi. Come si chiamano? Quando ne parliamo di dissesto idrogeologico non possiamo non fare riferimento ai 2 piani casa del governo Zaia che hanno consentito la cementificazione diffusa del Veneto, per cui la nostra regione è la più cementificata d'Italia. Nasce un centro commerciale e si svuota e si desertifica il centro urbano. Zaia dà la colpa al governo italiano. Ma con quale faccia? Ma lui dov'è? Che responsabilità ha in termini di sicurezza? Ha azzerato i fondi per la sicurezza che da 23 milioni di euro oggi sono 60.000 euro per 579 comuni. Facciamo prendere in giro ancora una volta queste balle qua di una Lega che a Roma è un coniglio, abbassa la testa e arriva qua sul territorio e detta legge a tutti. Se ora che la testa la alziamo non c'è più tempo di favole per il Veneto, è l'ultimo